Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Bentrovati LCN After Match, ultima trasferta stagionale in questo campionato di Serie C 2024-25, Lecco incappa in un'altra sconfitta a Caldiero Terme. Ciao Benedetta Panzeri. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ci aspettavamo qualcosa di più, molto di più, dopo che il Lecco aveva acquisito la matematica salvezza in categoria la scorsa settimana. Ci aspettavamo potesse crollare un po' il tabù trasferta, invece il Lecco ha offerto una prestazione decisamente opaca. Bene, siamo rimasti molto delusi. Sì, un po' delusi, anche se da un certo punto di vista ce lo si poteva aspettare, perché comunque il Lecco era arrivato a raggiungere l'importante, fondamentale obiettivo della salvezza, e chiaramente era anche normale appunto attendersi un po' di rilassamento. Sai, poi comunque la stagione è stata complessa, arrivare al traguardo della salvezza comunque era fondamentale, lo si è raggiunto. Insomma, da un certo punto di vista quindi ci si poteva attendere qualcosa di questo tipo, ma ecco, arrivare a perdere una partita, tra l'altro senza praticamente mai giocarla, ecco, magari non ce lo si aspettava. Il Lecco è stato proprio totalmente remissivo, non si è mai davvero reso pericoloso, se non in un paio di occasioni, ma si fa quasi fatica a trovarle, e insomma non una serata memorabile. Ma secondo te è stato più un problema di pancia piena, visto che poi dopo un periodo anche di magre, la rincorsa, è arrivata poi la salvezza, quindi magari può avere avuto effetto pancia piena e quindi ha svuotato un pochino quelle che sono anche le energie nervose della squadra? Sì, sarà probabilmente anche quello un po' il ragionamento che facevo prima, cioè il fatto che appunto ormai l'obiettivo è stato raggiunto, ci si rilassa, si pensa già al futuro, e detto anche fuori dai denti proprio alle vacanze, no? Comunque a un periodo di stacco. Stavo già programmando. Beh, chiaro, ma è normale, credo che sia così. Comunque si pensa un po' al futuro, giustamente, che tra l'altro per molti sarà anche lontano da Lecco, quindi nel senso ormai ognuno starà iniziando anche a pensare un po' appunto a quello che sarà il futuro, nel senso, ma ripeto, è super legittimo, è naturale che sia così, quindi sì, sarà un po' un insieme di fattori. Poi secondo me alcuni giocatori iniziano giustamente anche a pagare proprio dal punto di vista fisico. Alcuni giocatori hanno sempre dato un contributo, tra l'altro anche da titolari. Il Lecco negli ultimi periodi non ha mai cambiato davvero il proprio 11 titolare, no? Sostanzialmente sono sempre stati quelli giocatori. È una chiave di lettura. Sì, cioè con Valente alla fine sono stati più o meno sempre quelli giocatori scesi in campo dall'inizio, al netto poi dei vari infortunati squalificati. Però anche da questo punto di vista secondo me il Lecco ha cominciato un po' a rallentare. In realtà lo ha fatto da oggi, perché comunque settimana scorsa eravamo qui a parlare di una bella vittoria meritatissima contro l'Albino Leffe, quindi voglio dire, appunto i giocatori, i ragazzi di Valente hanno raggiunto il loro obiettivo ed evidentemente hanno tirato un po' il fiato anche da questo punto di vista. Si chiude l'intero campionato senza vittoria in trasferta. Questo è un dato, a mio modo di vedere, davvero imbarazzante, perché non lo avremmo mai pensato all'inizio della stagione, soprattutto dopo che mancava già da ottobre del 2023, quindi già lo scorso anno era stato nella seconda metà dello sfortunato, chiamiamolo così, tragico campionato di Serie B, però non avremmo mai pensato. È un dato mortificante anche, Benny, per i tifosi, perché anche nella partita di Caldiero in quasi 300 sono andati in trasferta, e vedere con questo sforzo che fanno i supporter blucelesti sempre in centinaia numerosi al seguito della squadra lontano da Riga Monticeppi, vedere per gran parte delle partite queste prestazioni è mortificante. Sì, è un dato che fa riflettere, che preoccupa anche, e che, come hai detto tu, si delude
sotto tutti i punti di vista, perché il Lecco fortunatamente ha potuto contare sempre su un gran supporto e aggiungo fortunatamente ha incassato un bel bottino in casa, perché altrimenti ora saremmo qui a parlare di una situazione drammatica, sempre sportivamente parlando. Quindi sì, il trend andrà invertito il prima possibile, già a partire dalle primissime giornate della prossima stagione, perché appunto adesso parlare di tabù sta anche diventando, cioè, un po' grottesco, oserei dire, perché nel senso il tema è anche ridondante, se ne parla di giornata in giornata da ormai appunto più di un anno e mezzo. Insomma, c'è anche da riflettere secondo me, perché appunto evidentemente qualcosa che non va c'è, perché va bene un po' la sfortuna, un po' ogni volta ce n'è una, insomma, però dai, c'è qualcosa di strano. Sì, anche perché poi quando inizierà la stagione la prossima, a ottobre, quindi pronti via, saranno 2 anni, quindi sarà veramente una cifra che fa paura. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del post gara di mister Federico Valente, poi una piccola nostra analisi tattica, poi torniamo in studio. No, adesso bisogna anche fare attenzione, perché io sono del parere che la squadra fino ad oggi ha fatto un grandissimo lavoro. Io a questa partita d'oggi non voglio dare troppo peso, ok? Se adesso andiamo a dire che Krita non ha spinto così o non abbiamo nel primo tempo, non sono d'accordo della prestazione nostra, niente affatto. Però in una partita io non vado a dimenticare di quello che è stato fatto, ok? Dunque sarebbe troppo polemico adesso da parte mia. Se io dico che io lo vado a guardare con i miei ragazzi, lo farò. E lo farò, ma giusto, in senso che li vorrei anche chiedere a loro come l'hanno visto, perché se io dico solo che non sono d'accordo non vado da nessuna parte. Noi siamo un gruppo unito dal primo all'ultimo giorno. Io adesso non mi va di mettere in ballo tutto quello che era. Se poi si parte sempre a partire da una partita fatta non bene, sono d'accordo che non è bella, sono d'accordo, però adesso andare calo fisico, c'avevano 7 coi crampi loro, adesso andiamo a parlare del calo fisico, non lo so. Lì bisogna fare attenzione per me. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. In questo Lecco a Caldiero è mancata completamente la fase offensiva sulle fasce, in particolare nel primo tempo, quando poi il Lecco subisce il gol, va sotto, non riesce a rendersi pericoloso, perché gli esterni non sono stati in grado di puntare l'uomo. È arrivata una moltitudine di cross dalla tre quarti, totalmente innocui per la difesa del Caldiero, tra l'altro molto ben compatta e ordinata, e le punte, prima Sipos e Galeandro, soprattutto Sipos, ma poi nella ripresa con l'ingresso di Christoffersen, le 2 punte alte, i lunghi, diciamo, per usare una similitudine cestistica, non sono riusciti a essere serviti con le palle giuste, perché non abbiamo avuto giocatori capaci di andare sul fondo, crossare. Questa è un po', diciamo, la difficoltà avuta durante tutta la stagione, se vogliamo, o in alcuni frangenti lunghi anche, se vogliamo, del campionato. Quindi sicuramente bisognerà lavorare lì, anche per quanto riguarda Valente, bisogna lavorare soprattutto in quella zona di campo. In un centrocampo che invece Zanellato, per esempio, è riuscito spesso a cercare di stimolare gli esterni con cambi di gioco insomma in maniera piuttosto frequente, mentre Marino è parso un po' più in ombra. Complessivamente è mancata molto la fase di gioco a centrocampo del Lecco. Mister Valente alle nostre spalle. Benny, ho trovato che è una delle poche volte forse che ciò è accaduto da quando il mister è sulla panchina bluceleste. Oggi abbia delle colpe, in questa partita abbia delle colpe evidenti anche mister Valente, perché non è riuscito a trasmettere, a parole l'aveva detto anche in conferenza stampa alla vigilia, la voglia di chiudere bene, di vincere, di far vedere che in trasferta rompiamo il tabù,
e invece la squadra passa troppo molle, quindi evidentemente anche lui non è riuscito, lui e lo staff non sono riusciti a trasmettere quella grinta alla squadra, e poi la gestione dei cambi non bene. Ma sì, allora oggi secondo me le colpe vanno un po' divise tra tutti, le responsabilità che dir si voglia, perché appunto poi sono i giocatori a entrare in campo. Sì, magari anche lo stesso Valente non è riuscito a dare la giusta motivazione ai ragazzi, che appunto hanno dimostrato di avere, come hai detto anche tu prima, un po' la pancia piena, no? Di avere comunque la convinzione di aver già raggiunto il risultato più importante, quindi evidentemente è scattato un po' da parte di tutti questa fase di relax, insomma, di mollare un po' la presa. Sì, anche Valente appunto non è riuscito nella sua missione, perché lui l'aveva detto chiaramente, come hai detto anche tu, ci credeva nell'importanza della vittoria in trasferta, ma al di là del risultato per la classifica o per quello che poteva contare per il momento, proprio per dare l'idea di chiudere la stagione al meglio e poi soprattutto di non portarsi dietro delle scorie nella prossima stagione, no? Come era stato invece l'anno scorso con la retrocessione. Lecco ci ha messo tantissimo tempo comunque a smaltire tutto quello che era successo nella scorsa stagione, no? E Valente voleva proprio evitare questo rischio, non ci è riuscito, i suoi giocatori ovviamente non gli hanno dato una mano, poi come hai detto tu non ha forse centrato al meglio nemmeno i cambi, però io credo, detto onestamente, che questa sera chiunque anche con altri giocatori subentrati il risultato non sarebbe cambiato granché, onestamente, quindi non mi sento di dare la colpa ai giocatori subentrati o a qualcuno nello specifico, perché troppe cose non hanno funzionato stasera. Tra l'altro al primo calcio piazzato, come è accaduto veramente troppe volte nel corso della stagione, ma già da quella precedente subisci il gol, a dimostrazione di una clamorosa fragilità da questo punto di vista. La gestione dei calci piazzati è un problema e nemmeno Valente, il terzo allenatore stagionale, è riuscito a porre rimedio a questa situazione di gioco, anzi nelle ultime partite sono arrivati parecchi gol da lì. Io ho perso il conto, non abbiamo la statistica sotto mano ora, ma credo che in 2 stagioni siano molti più di 30 i gol, decisamente più di 30. Incredibile I gol subiti da calcio piazzato è veramente un dato inquietante da cui bisognerà ripartire per lavorare nella prossima stagione, assolutamente. Tra i pochi, diciamo così, a non affondare in questa partita di Caldiero, Zanellato. Forse si può dire che sia stato il meno peggio, quantomeno il migliore, soprattutto nel primo tempo del Lecco. Sì, Zanellato comunque nonostante tutto si dimostra sempre un giocatore di categoria, assolutamente, se non addirittura anche di categoria superiore. Esatto, perché si vede che ha una tecnica superiore a quella degli altri, che ha anche delle idee, una visione di gioco incredibile, secondo me, perché davvero a volte vede degli spazi che nessun altro immagina. Forse questo è il problema, non lo immaginano i compagni. Forse non è sbagliata la lettura, sono d'accordo, nel senso che a volte lui pensa e poi concretizzano magari dei passaggi, degli spunti che effettivamente qualcuno non coglie. Forse non è sbagliata come lettura questa. Sì, lui a centrocampo è un valore aggiunto per il Lecco. L'unico piccolo neo che forse posso trovargli è che a volte è un po' lento, però credo che faccia un po' tutto parte del gioco, no? Del Lecco, che sì, è migliorato molto, l'abbiamo detto, con Valente, proprio anche a livello di manovra, di costruzione, di regia, ma comunque chiaramente ancora ha degli aspetti da rivedere. Poi in una situazione del genere, in una squadra del genere, magari un giocatore non basta fare la differenza, no? Quindi servirà, pensando già anche alla prossima stagione, qualcosina in più anche da quel punto di vista. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Si sono giocate tutte allo stesso orario, alle ore 20, le partite della 37esima giornata del Girone A di Serie C. Bene, le vediamo in grafica e andiamo a commentarle. Penultima di questo campionato, la vittoria dell'Albino Leffe sull'Alcione Milano. Unico urrà lontano dal proprio campo, quello dell'Arzignano, che vince in trasferta sul campo dell'Atalanta per 3-1. Poi Caldiero Terme Lecco abbiamo visto purtroppo 1-0, Feralpi Provercelli 2-0, pareggiano Gian Erminio e Virtus Verona 1-1, Vicenza Triestina 1-0, Padova Union Clodense 2-1,
1. Queste, tra poco commentiamo la classifica. Novara Trento 3-0, 4-1 dalla Pro Patria sul Lumezzane con 4 gol di Beretta, Benny, sì. ex giocatore bluceleste. Ex bluceleste che si è scatenato. Noi fatichiamo sera a segnare, gli ex invece vanno a nozze. 2-1 del Renate sulla Pergolettese, a proposito di ex con mister Luciano Foschi. La classifica, quella qua, vincono tutte e due, quindi non cambia assolutamente nulla tra Padova e Vicenza, manca solo una giornata e il Padova ha quei 2 punti che ormai sembrerebbero mettere in cassaforte il salto in Serie B. Per quanto riguarda le zone basse invece della classifica, vedete naturalmente il Lecco con la salvezza acquisita e raggiunta, fanno un salto la Pro Patria, come potete vedere in classifica il Caldiero, però poco cambia, però in questo momento ci sarebbero i play-out, Benny, quindi lotta sicuramente tra queste squadre per evitare la retrocessione. Ultima giornata, la 38esima, la vediamo, il Lecco giocherà con l'Atalanta Under 23, si gioca nell'insolita, diciamo così, cornice del 25 aprile, giorno di festa, si giocherà al pomeriggio, quindi evitiamo per una volta la fascia serale. Noi saremo naturalmente qui a raccontarvela bene con tutte le nostre trasmissioni. Come sempre non potremo mancare per quest'ultimo appuntamento della stagione, quindi arriveremo a raccontarvi la vigilia, quindi tutte le ultimissime notizie in vista di Lecco Atalanta Under 23, con LCN Warm Up ovviamente. Vi racconteremo poi il match in diretta qui con LCN Stadio e infine torneremo per l'ultima puntata, diciamo, di after match di questa stagione, per raccontarvi tutto quello che sarà successo e magari trarre anche un piccolo bilancio comunque di tutta questa lunga e impegnativa annata di Serie C. Allora, grazie per essere stati con noi e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua e ci vediamo appunto la prossima settimana verso Lecco Atalanta.